suo nonno Mario, dentro il baule lui trovò una vecchia mappa del tesoro e cominciò la grande avventura. Marco ingaggiò i tre amici per la pelle, Gino, Toni e Ciccione Roby, che costruirono una zattera gigante. Dopo 9 lunghi giorni di navigazione, eccoci arrivati a destinazione, eccoci arrivati nel paradiso, il paradiso. L'isola del tesoro, l'isola del tesoro. Di Giubile lui c'è stato, ma nulla ha trovato. L'isola del tesoro, l'isola del tesoro. Buffalo Bill c'è passato, ma non ha cercato. Giovani avventurieri si apprestarono a leggere la mappa che diceva di remare verso riva, e poi a sud della spiaggia che nasconde sabbie mobili, ma la bussola si è incantata. Marco si orienta attraverso il sole, scrutando un'ombra da riflettore, e vi è ancora a sud del lago senza fondo. E poi verso la roccia piatta, ad est della foresta perduta, Gino per farsi coraggio dice una battuta. L'isola del tesoro, l'isola del tesoro. Terence Hill lui c'è stato ed un film già girato. L'isola del tesoro, l'isola del tesoro. Benny Hill c'è passato e una comica ci ha fatto. Ad ovest della grotta del Teschio la freccia di sassi indica la strada, e poi sempre ad ovest il picco roccioso. E poi vi trovate ai piedi del monte Cannocchiale, e dai cominciate a scavare. I 4 amici si misero al lavoro, entusiasmati di trovare un gran tesoro, ed ecco che alla luce viene fuori un bel forziere. Dentro c'era una vecchia pergamena e sopra c'era scritto vaffanculo, firmato dal pirata Barbanera. L'isola del tesoro, l'isola
passato. L'isola, l'isola del tesoro, l'isola, l'isola del tesoro. Terence Hill lui c'è stato ed un film ci ha girato. L'isola, l'isola del tesoro, l'isola, l'isola del tesoro. Benny Hill c'è passato e una comica ci ha fatto.